casa del comandante veneziano, gara 2, Miami Heat, Chicago Bulls, ragazzi. Veneziano sta girando a medie veramente mostruose su superiori, incredibilmente, alla regular season. È vero che è servito di abilità, però ragazzi è un come veramente da MVP, da Hall of Fame, raga. Vediamo di vincere subito anche gara 2, speriamo. Purtroppo siamo usciti per falli in gara 1, per la prima volta che succede per tutta la stagione. Vai, e subito Bosch, schema come Bosch, yes! Eccolo qua lo schema, ragazzi, dobbiamo essere essenziali e comunque notizione, nella prossima stagione si va a livello superstar, il penultimo mi sembra mai fatto, non sono mai andato oltre lo Starfio e adesso sono cazzo. E dal prossimo anno sarà veramente qualcosa di incredibile. Il cuore prova un po' di movimenti per dar fastidio. Veneziano. Il Cume deve fare il pick and Cume, solito che ha fatto la storia di questo sport. Green. Yes, niente, tutto quello che passa il Cume è canestro. Cioè ragazzi, io non lo so. Non lo so. Parlo di Harlan Stoudemire. Questa gara 2 della semifinale di Eastern Conference sarà dura, ragazzi. Non sarà semplice. Ma no, Winslow, il classico deficiente della squadra, Winslow. Qua veramente c'è scappato via così, va bene. Non devo perdere assolutamente il fattore campo, per piacere. Da 3 il Cume. Yes! Solo rete! The Masterpiece! Kumenda! Piano! Rose kicks it to Noah. Rose back up. E questi playoff una cosa che ho diminuito un po' sono magari i rimbalzi, nel senso non vado a fare triple doppia ogni gara, che sarebbe anche insomma ho capito che il Cume è forte, però bravissimo. Winslow questo la mette? Solo merda, ma perché? No, solo detto, solo merda. Bravo, si prende il fallo, l'occhialuto di Miami. First free throw is good. And good on the second, so he makes them both. For Chicago, they've gone Derek 4 of 5 from the field so far. Rose passes to Butler. Gioacchino. Gasol screen. Dai, fioi, dai. Iniziano contro Rose, numero 1 contro numero 6, Butler. Butler in faccia e la sbaglia, il ferro sputa il tiro di Chicago. 9-9. Subito inizio scoppiettante. Ancora il Cume. Questo è un brutto errore del Cume, un piccolo mattone. Non era neanche da 3, cazzo. Qua Rose mi ha veramente uccellato proprio, Chicago è partita bene, attenzione. Allora, vediamo un po' come possiamo farla girare sta palla. Buono, buonissimo. Buono, buono. Non va bene, vedete perché tante volte provo il pick and Cume. È vero che se lo faccio sempre poi diventa prevedibile, però devo farlo il più possibile perché la squadra ha bisogno di miei assist. Lo marco. Scusate. Calma, si è venuto male oggi, nel senso Chicago sta mettendo tutto per il momento. Buono. Grande Chris Bosh. Butler. Fallo di Green. Fallo del porco. Siamo libero. A segno purtroppo. Secondo libero.
2 su 2 per il porco di Chicago. Meno 4, non devono cominciare a prendere largo, ragazzi. Siamo solo al primo quarto, non voglio. Buono. Ancora, va questo, bravo. Stoudemire, c'è un assist a raffiche. Vai ragazzi, siamo nella volata finale 8-6, 9-1, 29 punti, 8 rimbalzi, 11 assist, ragazzi. Stiamo giocando come sempre da MVP. Devo solo tenere duro adesso, ok? Voglio andare a Chicago sul 2-0. Giochiamo con il cronometro. 3. Peccato. Dunque, ne ho messi 3 su 4, ne ho messi da 3, peccato. Vai, marca Rose, ragazzi. Calma perché siamo là. Siamo veramente vicini. L'obiettivo è arrivare ad andare sul 2-0 a Chicago. Bosch. Freak dishes to Stoudemire. Now the pass to Freak and Gasol comes to help. Come, ma Stoudemire non è capace da fuori. In the corner it's Freak. Vai come all'angoletto? Sto cominciando a sbagliare anch'io. Sto cominciando a sbagliare anch'io, cazzo. Troia, sta rientrando di brutto Chicago. E arriva lo stoppone del Kume. Però la tengono in gioco. Meno male, sei bravo Green. Vai Winslow. The drive by Green and oh, that one's good. And the Heat lead by 5. 8-9-3, mamma mia che sofferenza. Penso che sono la squadra, non le statistiche. Bravissimi. He kicks to Freak. Good ball movement here by Miami. Come prova a buttarsi. Allora, meno male, meno male. La tensione è altissima, la tensione è veramente alta. Tensione indescrivibile all'American Airlines Arena. Bravo, come. Sono vicini anche alla tripla doppia. Pazzesco, anche i rimbalzi oggi. Bravo. Palla ai Bulls. Last touch by Stoudemire. Joakim Noah, he's checked in for Mirotic. Bulls trail by 7. Rose attacking. Good on the shot. Ma Dio santo, nessuno l'ha marcato. Grazie. He's having quite the quarter here, guys. I mean, shooting the ball extremely well. Ma fanno lo stesso che con me, però. Schiaccione! Schiaccione del Kume! 31 punti, 9 rimbalzi, 11 assist, signori. Signori il Disease. Possiamo vincere il titolo incredibile. Mai vinto un titolo in questo gioco, mai vinto a questo livello di difficoltà. Ma manca ancora tanto. Stiamo calmi, no Rose. Ma le potenzialità di vincerlo ci sono. Freak with it, and Rose picks him up defensively. Freak kicks to Green. From deep. Green. Yes! Triplone di Green più 10 Miami. Più 10 Miami, benissimo. And it's Rose penetrating. Pulled the shot a little qua Rose ha fatto una roba impossibile. He's got some serious momentum going right now. He's been great all day. Even last game, he was on fire. To the paint, it's no, non perderla. Dio Cristo. Open shot, Butler. Miami grabs the miss. No other way to put it. Just a rough quarter in terms of scoring. He has not been helping at all. Bravo, come gran blocco. To Stoudemire. Sì. Another basket for Miami. And that's a nice sempre più 10, sempre più 10. Devo giocare col cronometro, ok? Time out, Chicago. Time out, Bulls. E sotteso perché è un'occasione d'oro. 2-0 Chicago. Andare a Chicago sul 2-0 è importante. Doris Burke has an update for us. Doris?
Well, Kevin, I was able to listen in on what the head coach of the Chicago Bulls was going over in his huddle. He got after them and told them to turn up the intensity, saying, "We've put ourselves in a corner, and now we've got to fight our way out. Show me what you have. Let's see." E arriva la tripla doppia, incredibile, tripla doppia. Mamma mia. Signori, questa è poesia. Questo coglione la sbaglia, non ci credo. Dai, fioi. And it's Rose penetrating, gets the 14-footer to fall. Rose has got 16 here in the second half. This quarter has brought out the best in them fellas. Even though they're still trailing, he's been impossible to contain. Bosh the screen. Freak kicks to Green. Non era per Green, ma va bene. Here's Freak. Just 5 on the clock. Giochiamo, 4 secondi. Bosh, a screen on Gasol. E il Cume prova la penetrazione. E allora silenzio. Maestro del pick and Cume, 33 punti, 10 rimbalzi. Signori, questo è il Cume. È un Cume da MVP. 1:36 left in the fourth quarter. Perché non manca tanto, cazzo. Rose attacking. Rose. Wasted no time on that shot, but it's off the mark. They have been board dominant in this game. That's definitely been a factor in crafting this huge lead. And it's been a well-rounded performance. I mean, strong rebounding has certainly been at the center of it, but it's been good on a number of levels. Teniamo palla. Here's Freak following the miss by Derrick Rose. 4 on the clock. E il Cume ancora entra con facilità, la sbaglia però. E dopo la mettiamo. Ma cosa siamo? Cosa siamo? Obviously a huge win here in game 2 for Miami. They never settled for mediocre shots. No, they didn't. They found their way inside effectively all game long. Penetration always produces 12 punti, dai, meno di un minuto non possiamo vincere, dai, sono il cazzo veramente. Fans are going to look back and see this was just a monstrous performance for Freak. There isn't much else you want from someone. He gave it his all. Ma dai, ma non possiamo farci errori. No clue where that pass was going. That is Che tristezza. Chicago's gotten some tough luck from three-point range. In the fourth quarter, they've hit just 1 of 6 from deep. Rose gets the bucket. Well, for one, he 7 punti, hasn't let them down. I mean, but a few other guys need to pick up the pace if they're going to be good. Dai che sono, dai, no vabbè, pilotata, ma come cazzo ho fatto a perderla, dai, ecco, t'ho la stoppata, figlio di puttana, 2 secondi la stoppata. La perdono ancora, la 3, per chiuderla, yes! Quarta tripla in 5 tiri forse, 4 su 5 da 3, mamma mia, oh. E il Cume zittisce l'allenatore di Chicago. E si va a vincere, ragazzi. E il Cume è ancora nudo. Il Cume è sempre più nudo. 99 a 111 si va a Chicago con 2-0. Secco, raga, un saluto dal Cume Veneziano. Ciao!